Buonasera a tutti, oggi è giovedì 10 ottobre e con oggi sono 140 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, galleggiata nel porto di Trieste. Ecco, come potete vedere, la città sta incominciando a vestirsi di festa, poiché domenica ci sarà questo grande evento della Barcolana, questa regata famosa in tutto il mondo che si tiene una volta all'anno a Trieste e che vedrà la partecipazione di migliaia di barche provenienti da tutte le parti del mondo e saranno imbarcazioni davvero di tutti i tipi, dimensioni, colori. Sarà veramente un tripudio qua di vele e di colori. È davvero la grande festa del mare e devo dire che da questa posizione, nel bene o nel male, comunque è una posizione di assoluto privilegio per una cosa di questo tipo, per assistere a uno spettacolo di questo tipo. E visto che con grande probabilità io sarò ancora qui, allora insomma perlomeno approfitterò di questo momento di grande spettacolo e anche di grande bellezza per goderlo insieme a voi. Non credo che dal punto di vista politico e istituzionale in questi giorni succederà qualcosa e quindi almeno appunto mi godrò uno dei pochi momenti belli che si possono vivere su questa gru, perché insomma, come sapete, non è una bella cosa stare qua sopra, non è certo divertimento, però insomma domenica vedrò invece di condividere questo momento bello insieme a voi e farò in modo di farvi assistere insieme a me dalla cima della gru Ursus a questo spettacolo. Farò una diretta della partenza della regata e quindi tutti quelli che si collegheranno dalla mia pagina potranno veramente assistere a qualcosa che credo nessuno abbia mai fatto prima d'ora, e cioè una diretta della Barcolana dalla cima della gru Ursus. E quindi sarà una prima in assoluto mondiale anche questa. E quindi niente, collegatevi domenica mattina, io alle 9 mi collegherò e potrete veramente, ci godremo tutti quanti insieme almeno questo momento così di pace e di bellezza, almeno per qualche ora. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa molto bella che si può assistere da questa posizione geografica particolare che è a Trieste, e cioè la luna. Adesso vi faccio vedere, provo a fare una zoomata che è uno spettacolo. Ecco, vedete qui c'è la luna che sorge, che è appena sorta, e qui c'è il sole che tramonta ed è veramente una cosa davvero rara ed è veramente è commovente, almeno a me colpisce. Credo che sia proprio un regalo, un momento di poesia che la natura ci regala a noi esseri umani, almeno per chi sa cogliere, vedere la luna che saluta il sole. È fantastico questa cosa qua, è proprio un regalo che credo la natura ci faccia a noi esseri umani, per quanto immeritevoli siamo, è capace comunque di regalarci sempre qualcosa di straordinariamente bello. Ecco, con questo vi saluto e niente, io continuo comunque a resistere, e andare avanti ovviamente nella mia lotta imperterrito. Tanto ormai questa nostra classe politica e istituzionale ormai peggio di quello che hanno fatto, veramente non potevano farlo, penso che più sputtanati di così
così, veramente io credo che questa classe politica e istituzionale sia veramente ormai è diventata la più sputtanata del mondo. Io penso che per fare peggio adesso devono soltanto fare una disgrazia, quindi avranno chiuso il cerchio e basta, e quindi ovviamente adesso staranno zitti per un po' e poi vedremo cosa succede, cosa saranno capaci di partorire queste menti eccelse. Buona serata a tutti e buona fine di tramonto.